Il 15 dicembre parte il nuovo orario cadenzato, quali saranno le conseguenze per il trasporto ferroviario nel veronese? Beh, noi prevediamo conseguenze non positive. Abbiamo studiato gli orari e la coperta è molto corta, la Regione non ha voluto mettere nessuna risorsa in più e quindi come si fa senza soldi fare le cose per bene? E quindi la coperta tirata da una parte lascia vuoti dall'altra, quindi troviamo qualcosa di migliorato in qualche zona del Veneto, soprattutto nell'est Veneto, quindi Venezia, Treviso, Padova, anche se anche lì ci sono molte lamentele, però qualche treno nuovo c'è, invece assolutamente non positivo per il veronese. Non solo gli orari cadenzati non migliorano la situazione per l'utenza, ma ci sono 40 posti di lavoro in meno per i ferrovieri che devono trasferirsi tutti a Venezia, a Mestre, e soprattutto c'è una perdita di centralità di Verona che era e speriamo rimanga, ma non lo sarà più se si va avanti così, un nodo ferroviario importante per l'Italia ma anche per l'Europa. Noi siamo all'incrocio di due corridoi europei e invece ci viene spostato tutta la centralità che prima c'era a Verona. Questo significa perdita di occupazione e perdita di indotto anche economico. Quindi non solo un problema di orario, ma è anche un problema molto più importante e molto più vasto.